Quindi troviamo davanti a due conche di affioramento, sono dei blocchi di acciaio, diciamoli così, dove il latte della sera viene caricato all'interno, raffreddato e rimane a riposo tutta la notte. Cosa succede? Si separa la panna dal latte scremato. Noi il mattino togliamo la panna per fare il burro e il latte schermiato lo utilizziamo per fare i formaggi, in particolare il casera, al quale va aggiunto un po' di latte intero dalla mollitura del mattino. La mollitura del mattino la vado esclusivamente qui nel tank del latte intero, per poi passare il latte nel pasteurizzatore. Per quasi tutti i formaggi utilizziamo il latte pasterizzato, tranne che per il casera, che noi abbiamo scelto di disciplinare a latte crudo. Quindi in questo macchinario avverrà solo un preriscaldamento del latte che verrà convogliato nelle caldaie di rame. Qui ci sono i vari tank, il tank della panna per conservare la panna, questo è il frigo del latte di capra, adesso è vuoto perché hanno cominciato questi giorni a partorire, quindi tra poco avremo anche il latte di capra e lì è il latte da vendere allo spaccio. Andiamo da questa parte e vediamo. Questa qui è la zangola, cioè l'attrezzo che si usa per fare il burro. Viene messa la panna fresca, viene fatta girare velocemente per circa un'ora, dopodiché cosa succede? Si separa la parte grassa che si aggrega tutta insieme al burro vero e proprio da un residuo di latte latticello che viene usato per l'alimentazione dei maiali, è un latte povero di alimenti. Quindi questo grosso macchinario possiamo intenderlo come una grossa lavatrice che continua a girare fin quando viene fatto il burro, dopodiché viene lavato, viene confezionato nei panetti, incartato e venduto nel nostro spaccio. Qui abbiamo la fermentiera, cioè un attrezzo che consente di fabbricare lo yogurt. Qui mettiamo il latte intero o scremato, a seconda dello yogurt che vogliamo produrre. Noi produciamo il latte intero e latte scremato. Latte scremato è uno yogurt più leggero per chi sta attento alla linea, alle diete, queste cose qua. Qui il latte permane per circa 12-13 ore a una temperatura costante di 36 gradi, dopodiché viene fatto lo yogurt. Lo yogurt è un formaggio dal quale non si separa il siero e quindi otteniamo le nostre produzioni. Allo yogurt naturale aggiungiamo le varie puree di frutta, sostanza delle marmellate per creare il yogurt alla frutta, facciamo fragola, albicocca, mirtillo e poi cereali e caffè, quindi abbiamo una vasta gamma. Faccio venire da questa parte che vediamo. Come dicevamo prima, il latte viene convogliato in queste caldaie del rame, dove viene poi lavorato. Come vedete, la lavorazione qua si fa ancora quasi a tutto a mano. Abbiamo solo un agitatore meccanico che ci permette di agitare la cagliata. Sì. Ha bisogno di un secondo la la cagliata la lavoriamo a mano, dopodiché a seconda del formaggio che noi vogliamo vedere, ma io parlerei del valtellina casera che è un formaggio DOP che produciamo noi qui in azienda. Il valtellino e i formaggi DOP sono due, cioè il valtellina casera e il vitto. Il vitto si può produrre solamente in alpeggio dai 1500 metri in su, quando le vacche mangiano l'erba d'estate, ma noi non lo produciamo, lo stagioniamo e basta, e produciamo in casera. Quindi abbiamo in questa caldaia, immaginiamo di avere metà latte scremato, metà latte intero, riscaldato a 36 gradi di temperatura, il casaro aggiunge il caglio. Una volta aggiunto il caglio si attendono 20-25 minuti che si è fatta la cagliata, poi con un attrezzo chiamato lo spino, questa cagliata viene rotta, lo spino è come un frustino, quello che usiamo per le uova, viene rotta in granuli di dimensione di circa un chicco di mais. Una volta raggiunta la dimensione, questi granuli vengono tenuti in agitazione con questo macchinario che li tiene in sospensione e da 36 gradi arriviamo a circa 42-43 gradi, quindi la scaldiamo leggermente.
Raggiunti questi granuli di certa consistenza, la cagliata viene fatta adagiare sul fondo e poi viene tolta, viene messa nelle fasciere, poi nelle presse, come vedete, quello di stamattina e stasera appena fatto. Qui in questa caldaia possiamo vedere la pasta del borinato. Qui nel borinato il formaggio che dentro la muffa verde. Che è dentro la muffa verde, che svilupperà nel corso della sua stagionatura la muffa verde. Quindi questa è la base di partenza, al latte vengono aggiunte queste muffe, viene fatta questa cagliata, tra poco verrà estratta negli stacchi, dopodiché andrà in salamoia e andrà in cena. Dopo circa una settimana noi procediamo a fare una boccatura su una faccia, dopo un'altra settimana facciamo la boccatura su un'altra faccia e così di seguito fin quando si sarà sviluppata per bene la muffa verde. A quel punto è pronto per la vendita, lo vediamo dopo allo spaccio. Brevemente